Questo primo maggio in termini di occupazione fa registrare numeri in leggera crescita in Sardegna e una buona parte è dovuta alle imprese artigiane che però lamentano la mancanza di manodopera specializzata. Sentiamo il servizio di Salvatore Lusso. Meccanici specializzati, idraulici, posatori di tubi, muratori, falegnami, elettricisti, ma anche carpentieri, installatori di impianti di isolamento, estetisti e autisti di autobus e tram. Per chi ha in mano uno di questi mestieri, trovare lavoro quest'anno non sarà un problema. Sono tra i profili più ricercati tra le piccole e medie imprese sarde. Trovare manodopera qualificata resta forse il problema principale per le aziende del settore artigiano. A questo si aggiunge ora anche la carenza di competenze digitali avanzate, ad esempio sull'intelligenza artificiale. Gli altri problemi sono l'aumento dei costi, quello dell'energia in particolare, e una burocrazia percepita come asfissiante dalle imprese. Il settore può comunque festeggiare il 1° maggio con numeri in crescita sul fronte dell'occupazione. Un modello di come possa essere buona, sicura, stabile e soprattutto dignitosa per il presidente regionale di Confartigianato, Giacomo Meloni. In Sardegna il comparto ha superato i 66.000 addetti. Un lavoratore su 5 di fatto è impiegato nel settore artigiano. Un dato che mette la Sardegna al 2° posto in Italia, preceduta solo dalle Marche.